Buona giornata e buona settimana a tutti voi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Abbiamo acceso ieri la terza lampada dell'Avvento, lampada che ci richiama alla luce. Oggi, fra l'altro, è Santa Lucia. Si dice il giorno più corto che ci sia, ma in realtà il nome stesso della santa ci richiama all'importanza della luce che in questi giorni comincerà a crescere. E vogliamo proprio che cresca luce nei nostri cuori. Ieri abbiamo celebrato la Domenica della Gioia e la gioia ci porta a luminosità, ci porta alla capacità di vedere, intravedere nella nostra vita ciò che è bello e così ci aiuta anche a stupirci. Siamo sempre di fronte al nostro amico San Giuseppe che ci sta accompagnando in questo tempo di Avvento e oggi vorremmo contemplare in lui proprio la luce dello stupore, la capacità di stupirsi di fronte al progetto di Dio, di fronte alle cose che la vita gli ha donato e gli ha riservato. Ci piace pensare allo sguardo di Giuseppe pieno di stupore nel vedere la bellezza di Maria, nell'incontrarla, nel riconoscere in lei il capolavoro di Dio. Ci piace riconoscere lo stupore di Giuseppe di fronte alla chiamata di cui abbiamo già parlato nelle settimane scorse, la sua capacità di portarsi la mano alla bocca e di dire un no pieno di meraviglia. Quello che ci accompagnerà anche durante questi ultimi giorni di Avvento, la liturgia della Chiesa proprio accompagna gli ultimi giorni che precedono il Natale del Signore con delle antifone, delle frasi molto belle che iniziano proprio con l'esclamazione "Oh!", la meraviglia di fronte ad un Dio che si fa uno di noi, che si fa Emanuele, Dio con noi. Ed è proprio soprattutto quello stupore di Giuseppe di fronte al bambino Gesù, nella mangiatoia di Betlemme, quando il Figlio di Dio diventa luce per il mondo. Mi piacerebbe, cari amici, che in questa settimana noi ci chiedessimo se siamo ancora capaci di stupirci di fronte alla bellezza della vita, se siamo ancora in grado di provare un sentimento, un senso profondo di meraviglia di fronte alle bellezze della natura, di fronte alle relazioni che viviamo, di fronte alle conquiste della scienza come alla poesia che scopriamo nella letteratura, di fronte all'ardire del pensiero nella filosofia o di fronte alla capacità organizzativa di tante persone che lavorano per il bene comune. E a proposito di questo vorrei dirvi un grazie grande perché state rispondendo molto bene alle due iniziative che ci accompagnano in questo Avvento, la raccolta dei pannolini e il dono delle scatole regalo. Davvero un segno profondo del vostro buon cuore, che speriamo non sia limitato soltanto all'Avvento e al Natale, ma continui per tutta la vita. Allora, caro Giuseppe, grazie perché tu ci ricordi ancora la bellezza dello stupore. Con quella mano che porti nel cuore ci testimoni proprio la gioia della meravigliarci di fronte alla grandezza del piano di Dio. Un po' come Abramo, che ha lasciato tutto per andare verso la terra che il Signore gli ha indicato. Anche tu hai lasciato tutto per lasciarti riempire di un progetto grande che ti ha riempito di meraviglia e di stupore, ma ti ha dato anche tanta gioia, perché quando davvero ci si lascia riempire il cuore dal progetto di Dio, allora la vita appare più bella, appare piena. Mi permetto, prima di concludere la preghiera, di ricordarvi due appuntamenti importanti. Il primo appuntamento è quello delle confessioni. In Barbarigo si dà la possibilità, prima di Natale, di celebrare il sacramento della riconciliazione.
nei giorni di lunedì 20 e di martedì 21 saremo a disposizione più preti qui nella cappellina, nel mio ufficio e negli altri luoghi che vi saranno indicati per accogliervi, ascoltarvi e, se lo desiderate, donarvi il perdono. Potrete chiedere ai vostri insegnanti la possibilità di uscire dalla classe, se non avrete interrogazioni o compiti, per potervi recare nei vari luoghi dove si celebra il sacramento della penitenza. Può essere anche un'occasione bella, semplice, per un dialogo, un confronto con un adulto che è lì per voi ad ascoltarvi. E poi l'altro appuntamento è nella mattinata che precederà l'inizio delle vacanze, quando vivremo un momento semplice di preghiera e scopriremo il nostro bel presepe preparato nel giardino del Barbarigo. Buona settimana, lasciatevi stupire, il Signore non mancherà di farlo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.